Si svolgerà venerdì 26 luglio con inizio alle 20:30 presso il Teatro Panoramica della Valle dei Templi la cerimonia di consegna del premio Mimosa d'Oro giunto alla sua 33esima edizione e promosso dal Centro Artistico Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Il premio Mimosa d'Oro è la punta di diamante delle molteplici attività culturali, sociali, di volontariato, artistiche promosse e organizzate dal nostro centro, dice la Presidente. Nasce nel 1991 con l'intento di dare il giusto riconoscimento a donne siciliane che si sono particolarmente distinte nel loro campo di azione. Nel corso degli anni il premio è cresciuto, ha oltrepassato i confini regionali e ha allargato il suo orizzonte, per cui sono state prese in considerazione le donne che nella loro complessità di operato hanno contribuito a mettere in risalto il ruolo delle stesse nel campo sociale, politico, lavorativo, culturale, artistico, sportivo, del volontariato. Saranno insignite Francesca Pasinelli e Ilaria Ragona, poi la speciale commissione sportivo del volontariato. Saranno insignite Francesca Pasinelli e Ilaria Ragona. Poi la speciale commissione del Centro Guttuso ha scelto anche le donne alle quali sono stati assegnati i riconoscimenti speciali Mimosa d'Oro che dal 2002 affiancano il premio. Le premiate saranno Laura Anello, Jessica Alessi, Patrizia Carlozzo, Rossana Florio, Gisella Mammo Zagarella e Ilaria Mongiovì. La serata sarà presentata da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato che cura anche la direzione artistica.